È una partita che io avevo inquadrato come un test importante, in quanto loro venivano da un momento in cui stavano giocando bene, quindi una squadra che ci faceva giocare a viso aperto, e questo per noi era molto importante per l'approccio alla partita, per poter avere una prova di poter giocare a viso aperto la gara. Nel primo quarto questo è stato, e abbiamo preso fiducia di poter giocare la partita per poterla vincere. Poi dopo siamo andati un po' nell'up and down sulle rotazioni, per merito anche del Mirano sono rimasti un po' più in partita nel secondo quarto, un pochino nel terzo. Poi dopo invece abbiamo ripreso il passo del primo quarto, e soprattutto con i rimbalzi, con le ripartenze, quindi con la transizione, i contropiedi, il gioco dentro l'area, abbiamo caratterizzato un po' la partita. Ci ha permesso anche questa volta di poter fare una rotazione ampia di 10 persone, mi ha permesso di poter conservare Coppo, che veniva da una settimana di recupero fisico, per cui abbiamo anche tutelato un giocatore che è molto importante in questo momento qua per noi e in vista della prossima partita. Andiamo avanti. Adesso Oderzo è una compagine che sappiamo che ai nastri di partenza ha delle ambizioni, dobbiamo arrivare con la testa giusta per l'approccio migliore che possa essere, anche per sicuramente ci metteranno alla prova, e quindi noi dobbiamo essere pronti per questo. La partita di oggi, come avevamo previsto, è stata una partita dura, soprattutto i primi due quarti. Loro hanno espresso un buon gioco, infatti hanno, a parte all'inizio dove abbiamo preso un po' di punti di vantaggio, dopo hanno fatto un po' quadrato e sono tornati quasi a pari merito. Sicuramente noi eravamo partiti bene, ci siamo un attimino rilassati, invece abbiamo un attimo ripreso a giocare in velocità e con cattiveria, e nell'ultimo quarto siamo riusciti a prendere il vantaggio di 20 punti. Diciamo che siamo arrivati a 10 su 10, un ottimo traguardo, ci dobbiamo dire bravi, anche se sicuramente l'obiettivo era questo, insomma, però non è mai scontato e non è mai facile. Onore agli avversari, a Mirano, che si sono dimostrati una squadra ostica, e la vittoria della scorsa settimana contro Trieste comunque sicuramente è nata da un loro buon gioco e da un loro ottimo gioco di squadra.